De Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Dai Cristina, muoviti! Corriamo, ti prego, siamo in ritardo! Sì, Cirillo, non ti preoccupare. Vedrai che ci aspetteranno. Eccoci qua. Siete arrivati finalmente! Lo spettacolo è già iniziato e non possiamo perdere il numero dei trapezzisti! È una grossa occasione per la nostra redazione! Siamo l'unico giornale della città invitato ad assistere al numero più difficile che sia mai stato realizzato! Questa sera si esibiranno i fratelli Butterfly! Oh, sono così emozionata! Eccoci, appena in tempo. Ed ora, signori e signore, il numero più straordinario, il più emozionante, il più pericoloso. Gli ammalati di cuore sono pregati di allontanarsi. La direzione del circo non si assume responsabilità. Ecco a voi, senza rete, i fratelli Butterfly. Eccoli che salgono sulle piattaforme. Sono pronti. 1, 2 e... Ma cosa sta succedendo? È andata via la luce! Capo, bisogna fare qualcosa. Come faranno quei poveretti lassù? Calma, signori! Non vi muovete dai vostri posti! E adesso, che facciamo? Passami il microfono. Signore e signore, questa sera anche il buio fa parte del nostro spettacolo. Ebbene sì, i fratelli Butterfly non finiranno mai di sorprenderci. Questa sera senza rete. Al buio. Bravissimi! Al buio, ma siamo amati. Fidatevi di me, ho un'idea formidabile. Voi non li vedrete, ma potrete sentirli. Come? Ma con la musica. Ma come dalla musica? Non capisco! Aspetta, Cirillo, ascolta con attenzione. Ed ecco a voi i fratelli Butterfly! Opla! Opla, opla. E voilà! Pagina 99. Il capo è proprio un tipo in gamba, vero? Ha salvato la serata con la sua idea. Come ha fatto? Beh, provate a guardare a pagina 99. Vedete? Sono illustrati 5 esercizi dei nostri acrobati. Questo è il suono di un trapezio che vola in su. E questo è il suono di un trapezio che vola in giù. E c'è anche quest'altro esercizio. Su e giù. Su e giù. Avete capito? Ora voi potrete seguire il percorso degli acrobati mentre compiono i loro esercizi, anche se è tutto buio. In che modo? È molto semplice. A ogni linea corrisponde un suono e quando il suono sale, l'acrobata vola in su e viceversa. Ascoltando la musica, voi dovrete riconoscere le linee che indicano gli esercizi degli acrobati. Prendete una matita e segnatele ad una. Pronti? Via con il primo esercizio. Secondo esercizio. Terzo esercizio. Quarto esercizio. Cristina, guarda, ci ho indovinato! Sì, è giusto, ma non ti sei accorto che gli esercizi sono 5 mentre io te ne ho fatti ascoltare solo 4? Vuoi dire tu ai nostri amici quale manca? Sì,
manca la linea nera! La prima che abbiamo sentito era quella blu. La seconda quella verde. La terza quella rosa. La quarta quella rossa. E certo che con Gioca e Suona si imparano tante cose. Io non avrei proprio immaginato che con la musica si potessero addirittura seguire gli esercizi degli acrobati. Ma le acrobazie si possono fare anche sulla tastierina. Guardate a pagina 100. Cirillo e Camilla stanno facendo una bella passeggiata sulla tastierina. Cirillo cammina da sinistra verso destra così. Camilla invece torna indietro così. Possiamo dire che uno scende e l'altro sale. Ma chi sale e chi scende? Riascoltiamo. Cirillo. Camilla. Ci avete pensato? Cristina, posso dirlo, posso dirlo! Ero io che salivo e Camilla invece scendeva. Bambini, perché non provate anche voi a fare delle belle passeggiate sulla tastierina, usando le dita delle mani, però? In questo modo scoprirete una cosa molto importante. In una tastiera, a sinistra si trovano i suoni bassi. A destra quelli alti. Se vado dal basso verso l'alto, cioè da sinistra verso destra, salgo. Se vado dall'alto verso il basso, cioè da destra verso sinistra, scendo. Così adesso sappiamo che a sinistra si trovano i suoni bassi, in mezzo si trovano quelli medi e a destra quelli alti. Anche quando si scrive la musica, i suoni alti si mettono in alto, quelli bassi invece in basso e quelli medi in mezzo. Guardate un po' a pagina 100, c'è uno schema diviso in 3 parti, suoni alti, medi, bassi. In ogni casella trovate un puntino che corrisponde a un suono. Provate a suonare sulla tastierina, tenendo conto che se il suono è alto si troverà A destra. bene, e se invece è basso? Sarà a sinistra e nel mezzo quelli medi. Senti la mia musica? Molto buffa! Sì, sembra una pallina da ping pong che rimbalza da tutte le parti. Proprio così! Vedi lo schemino a pagina 100? Filippo ha illustrato proprio quello che tu hai suonato. Nella colonna numero 1, in alto, c'è un pallino nella fascia rossa. Nella colonna numero 2, in basso, c'è un pallino nella fascia azzurra. Poi, nella terza colonna, c'è un pallino nella fascia verde. Questo indica un suono medio e così via. E quest'altro schemino in fondo alla pagina a cosa serve? Tu e i nostri amici potrete inventare sulla tastierina una sequenza di suoni a vostro piacere e poi segnare con un bel pallino se ogni suono è alto,
medio o basso. Mi raccomando, mettete un pallino per ogni colonna. Provo subito sulla mia tastierina. Basso. Medio. Medio. Basso. Alto. Medio. E adesso? Se vuoi, puoi ricopiare lo schemino e ripetere questo gioco tante altre volte finché non sei stanco. E chi si stanca? Pagina 101. Dorella! Ehi, Dorella! Che cosa c'è, Cirillo? Mi sono stancato! Ma come, se mi hai appena detto che non ti saresti stancato? Ma per tutti, mamma! Come potevo sapere che mi sarei stancato? Va bene, allora è ora di andare a letto. A letto? Ma io ho detto che sono stanco, non che c'ho sonno. Ho capito, allora vieni con me. Ah, dove andiamo? Qui vicino, Cristina ti porterà a fare un giro sull'ottovolante. Evviva! Cirillo e Cristina sono andati sull'ottovolante e il nostro Filippo l'ha disegnato. Volete salire anche voi su questo bellissimo ottovolante? Potete farlo con la vostra tastierina. Vedete quante bandierine colorate? Sono i colori della vostra tastierina. A ogni bandierina corrisponde un tastino. Questo è proprio un ottovolante musicale! Il mio carrello è partito in basso, così. Poi è salito. Poi è andato ancora più su. Mamma, che emozione! Poi ho chiuso gli occhi perché è cominciata la discesa. Che paura! Siamo scesi. E scesi. Sempre più giù. Sempre più giù. E finalmente siamo tornati alla base. Bravissimo, Cirillo! Ma hai provato a suonare tutti i tastini di seguito? No, ero troppo emozionato. Adesso provo subito, eh? Ma è la sigla di Gioca e Suona! Dai ragazzi, tutti di nuovo sull'ottovolante per un'altra gira! Pagine 102 e 103. Le canzoni di Gioca e Suona. Sono proprio cioè, volevo dire contento! Sì, è vero! Questo Gioca e Suona è proprio un mondo fantastico! A proposito del fantastico, mi è venuta un'idea. Conoscete il Regno di Oz? Credo proprio che molti lo conoscano. Ascoltate! Cristina, se chiudi gli occhi, ti canto la favola del mago di Oz. E va bene, Cirillo, sono pronta. Un regno verde azzurro color smeraldo nel cielo c'è. E tutto brilla sempre in questo regno, che strano è. Ci sono smeraldi su tutte le case come per magia. Brillano e splendono anche le strade, sì. Nel regno di Oz. Nel regno verde azzurro color smeraldo un mago c'è. Ma che bella fiaba! E questo grande mago
capo di tutto il regno è proprio il re. Ma che bella fiaba! In un castello maestoso e imponente sempre se ne sta, ed il castello ammirato da tutti è nel regno di Oz. Viva quel regno scintillante di magia, smeraldi qua, smeraldi là, ma che felicità! Viva quel regno dove tutto è fantasia, in questo regno il sogno è già realtà. Viva quel regno dove tutto è fantasia, in questo regno il sogno è già realtà. Bravo Cirillo! Grazie! Prego! Questa è una strana storia, ma in fondo c'è una realtà. Ma che bella fiaba! Basta guardare al mondo con tanto amore splenderà. Ma che bella fiaba! Cristina, che bello cantare con te! Grazie! Adesso però suona con la tua tastierina. D'accordo, sono pronto! Viva quel regno scintillante di magia, smeraldi qua, smeraldi là, ma che felicità! Viva quel regno dove tutto è fantasia, in questo regno il sogno è già realtà. Viva quel regno dove tutto è fantasia, in questo regno il sogno è già realtà. Maestro, posso suonare insieme a voi il ritornello con la mia tastierina? L'ho già imparato, senti? Bravo! Allora forza, bambini, anche voi, tutti con noi. Pagine 104 e 105. Su e giù, il castello incantato. Ragazzi, ho una notizia straordinaria. Cosa? Ho scoperto che anche al capo qualche volta piace divertirsi. Davvero? E come lo hai saputo? È un segreto. Guardate questa foto. Ma è proprio il capo sul trenino del castello incantato! Ti prego, Filippo, ti prego, fammi vedere. Mi è venuta un'idea. Siccome questa foto non mi è venuta molto bene, ti farò un bel disegno con tutto il percorso del trenino nel castello incantato. Ecco, guarda, ho disegnato le salite e le discese e i tratti pianeggianti. Come mi piacerebbe saper disegnare come te. Un giorno ti insegnerò. Ma guarda bene adesso. Per farti capire meglio il percorso del capo, ho disegnato in alto uno schema che tu dovrai completare. Lo schema è diviso in 8 parti, ognuna delle quali indica una tappa del percorso nel castello incantato. Ora eccoti una bella matita. Tu segnerai con delle linee le tappe del capo. Ma come si fa? È semplicissimo, con la musica. Quando la musica va su, vuol dire che il percorso è in salita. E allora tu traccerai sullo schema una bella linea che dalla partenza arriva al primo traguardo.
E quando la musica va giù, il percorso è in discesa e tu dovrai tracciare una linea che va dall'alto in basso. Infine, se ti sembra che la musica non vada né su né giù, vuol dire che il percorso è pianeggiante e allora traccerai una linea orizzontale. Hai capito? No, ma proviamo. Siamo pronti? Via! Tappa numero 1. Tappa numero 2. Tappa numero 3. Tappa numero 4. Tappa numero 5. Tappa numero 6. Tappa numero 7. Tappa numero 8. Com'è andata? Vediamo, dimmi quante salite ha fatto il capo. 3, la prima, la quarta e la settima. Mentre la terza e la sesta erano tappe pianeggianti e la seconda, la quinta e l'ottava erano in discesa. Pagine 106 e 107. Lo sai, Cristina, che a forza di su e giù mi è quasi venuto il mal di mare. Blah, blah, blip. Oh, povero il mio Cirillino. Vediamo un buon sistema per farti passare tutto e pensare a qualcosa di bello. Per esempio, che ne dici di dondolare su una bella altalena? Ma mi piace tantissimo! Su, giù, su, giù! Lo sai che mi sento già bene? Vedi, anzi adesso starai ancora meglio, perché il coretto di Gioca e Suona ti canterà una bella canzone che si intitola proprio così, L'Altalena. Nastri colorati scendono dal cielo per i miei sogni e da una dolce altalena mi lascio dondolare. La 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 la.
pagine 108 e 109. Le interviste di Cristina. L'organo. È permesso? C'è nessuno qui? Oh, che luogo imponente. Chi va là? Oh, mi scusi, non volevo disturbarla. Sono di Gioca e Suona. Avevo un appuntamento. Ah, lei è venuta per l'intervista. Venga pure avanti. Grazie. Certo che mi sento così piccola e anche un po' in soggezione. È normale, mia cara. Io sono così grande, così imponente che mi trovi solo in luoghi adeguati alla mia mole, alla mia importanza e alla mia sonorità. Posso stare solo nelle grandi chiese e nei grandi teatri. Sono uno strumento molto, molto, molto solenne. Ho anche amicizie altolocate, pure celestiali. Insomma, quando si vogliono mandare messaggi lassù, si usa la mia voce, potente, ma anche calda, affettuosa, commovente. Senta un po'. Come ha ragione. È certo che per suonare con lei bisogna essere molto abili. Vedo 4 tastiere, tutti quei pulsanti e addirittura dei grandi tasti così in basso che si possono suonare solo coi piedi. Esatto, ragazza, l'ha detto, solo coi piedi. Vede tutte queste canne? Quando si schiacciano i tasti, sia delle tastiere che della pedaliera, si aprono dei coperchietti che lasciano entrare l'aria e così dalla canna esce il suono. I pulsanti invece, no, i pulsanti si chiamano registri e servono a cambiare la qualità del suono. Io posso imitare la tromba, i violini, i flauti, la voce umana. Beh, ma naturalmente a modo mio. E l'effetto è questo, straordinario, che ben tu conosci. Complimenti, è magnifico. Oh, grazie, grazie.
Pensi che una volta per pompare l'aria nelle canne c'erano i mantici e oltre all'organista c'era anche qualche manto giovane che azionava il marchingegno. Oggi invece un motore elettrico pensa a tutto. Ma scusi, mi permette un'altra domanda? L'organo elettrico, quello che suona nei complessi beat, lo conosce? Ma certo, Hammond, è il mio fratellino più piccolo. Ne ha fatta di strada quel ragazzo. Era partito col dire che ci voleva uno strumento più semplice di noi organi tradizionali per i giovani, sì, e per farli cantare, ballare. E aveva proprio ragione. Pagine 110 e 111. Il teatrino di Gioca e Suona. Oh, bene. Siamo a posto? L'orchestra? Ah, sì, l'orchestra è già qui. E le ragazze dove sono, le ragazze? Eh sì, perché oggi si balla! Ho preparato proprio un bello spettacolo! Abbiamo qui delle star famosissime! Le Silfidi! E non sapete chi sono? Ma ve lo dico io! Le Silfidi sono creature fantastiche, meravigliose, leggere come piume, che danzano come farfalle, belle, affascinanti, nei loro vestiti leggeri e colorati. Eccole! Eccole, sentite come volteggiano, quasi non toccano il palcoscenico. Che numero sublime! Sta andando a meraviglia! Oh, come sono soddisfatto! I violini con i loro suoni così soavi, acuti, lassù in alto, e le ballerine sembrano ancora più leggere, vero? Suoni acuti, alti, altissimi, e loro giù, su, giù, su! Bene, ora passiamo al prossimo numero. Ci dovrebbe essere un corpo di ballo africano. Ma cosa vedo? Oh no! Siamo rovinati! Ma non è possibile! Ma chi è stato a mandarvi qui? Ah! Elefantesse! Dico elefantesse per ballare al mio spettacolo! Ma non si può! Non si può! Oh! E adesso non faccio nemmeno in tempo a sostituirvi! Oh, ecco il mio aiutante! Ma dimmi, pesce palla! Davvero? Ma sei sicuro? Pensi che Monsieur Camille sia disposto a fare una cosa simile?
Oh, sarebbe la salvezza! È già pronto? Oh, proviamo allora! Signorine, ai vostri posti, gentili e graziose pachidermi, possiamo cominciare. Ma è stato bellissimo! Congratulazioni! Ma siete state bravissime! Ah, Monsieur Camille, lei è un genio. Grazie, grazie di cuore. Senza il suo aiuto non ce l'avremmo mai fatta. Cosa vuoi, pesce palla? Già, ha proprio ragione, Monsieur Camille. Ha fatto suonare la danza delle silfidi non più ai violini, ma ai grandi contrabbassi, che con i loro suoni bassi andavano proprio bene per le nostre ballerine pesantucce. Pagina 112. Se ne sono andati tutti. Ormai è tardi. È stata una giornata faticosa, ma per fortuna abbiamo collaboratori in gamba, come Willy. Questo teatrino è proprio bello. Anche il circo ha spento le sue luci e tutti stanno andando a casa. È ora che vada anch'io. Domani sarà un'altra giornata faticosa per la redazione di Gioca e Suona. Ma... accidenti. E questa pagina? È vuota. Non fai in tempo a girarti che ti combinano qualche guaio. E adesso? Oh, mi è venuta un'idea. Ecco laggiù l'uomo dei palloncini che se ne sta andando. Signore? Ehi, signore dei palloncini. Dice a me? Sì, mi vende tutti i suoi palloncini. Proprio tutti? Sì, tutti. Allora, vi piacciono questi palloncini? Come? Mancano i colori? Provate a colorarli voi. Guardate il cartoncino numero 7. Ci troverete tanti palloncini rossi, azzurri e verdi. Ritagliateli e poi, ascoltando la musica, restituite il colore ai palloncini di pagina 112. Come si fa? Ormai dovreste saperlo. Quando sentite un suono alto, scegliete un palloncino rosso. Quando sentite un suono basso, ne prendete uno azzurro. E infine, se un suono vi sembra a metà, ci vuole un palloncino verde. Dove bisogna metterli? Questo potete deciderlo voi e comporre il mazzo dei palloncini nel modo che più vi piace. Siete pronti? Avete ridato il colore a tutti i palloncini? Bene, e adesso vediamo se avete anche indovinato i suoni. Il primo suono era alto, il secondo ancora alto, il terzo basso, il quarto alto, il quinto medio, il sesto basso, il settimo medio, l'ottavo alto, il nono basso.